Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. C'è anche un catanese tra le vittime per il crollo del tetto della discoteca Jet Set di Santo Domingo. È un uomo di 48 anni che da 6 mesi si era trasferito per fare lo chef in un ristorante. Scontro frontale tra due auto a Capodorlando, muore una donna di 50 anni, 3 ragazzi feriti, uno è grave. Mafia a Palermo, smantellato il clan della Noce, 11 arresti, affari, droga e pizzo. In tanti cercavano i boss per ottenere favori. Una commerciante, siete gli unici a risolvere i problemi. Pediatri aggrediti al Policlinico di Catania, arrestato un 19enne. Il giovane è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Noto ricorda Sara Campanella, la giovane uccisa dal collega di università. Migliaia di ragazzi in strada per dire no alla violenza. A Messina lo slargo di Viale Gazzi sarà dedicato proprio a Sara. Catania, c'era una volta Piazza Europa, il degrado non risparmia, il salotto buono al posto del solarium, spunta una discarica, rifiuti e sporcizi anche in Piazza Sciascia. Calcio, trasferta complicata sabato per il Catania contro la Cavese, i rossazzurri puntano a difendere il quinto posto nella griglia dei play-off. Squalificato Di Tacchio, al suo posto dovrebbe giocare Quaini. Bentrovati nella tragedia di Santo Domingo, dove è crollato il tetto di una discoteca. Tra le vittime c'è anche un catanese. Si tratta di un uomo di 48 anni, lascia la moglie e 2 figli. Da 6 mesi, pensate, si era trasferito proprio nella Repubblica Dominicana, dove lavorava come chef in un ristorante. Emanuela Corsi. C'è anche un catanese tra le vittime per il crollo del tetto della discoteca Jet Set a Santo Domingo. Luca Massimo Jemolo, di 48 anni, padre di 2 figli, da 6 mesi si era trasferito nella Repubblica Dominicana, dove lavorava come chef in un ristorante. Sui social fino a pochi giorni fa pubblicava foto e video del locale in cui lavorava. Luca Jemolo era tra i dispersi dopo l'incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il suo corpo è stato ritrovato dai soccorritori sotto le macerie. Il riconoscimento è stato effettuato da un amico e collega, anche lui catanese, che si trova a Santo Domingo e che al momento è l'unico a dare informazioni alla famiglia dello chef che vive nel capoluogo etneo. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime, che sale a 124. Lo riferisce il centro operativo di emergenza, mentre le squadre di soccorso proseguono le ricerche. L'incidente è avvenuto mentre si esibiva l'artista di merengue Ruby Perez, trovato morto. Nel paese sono stati dichiarati 3 giorni di lutto nazionale. Secondo Juan Manuel Mendez, direttore delle operazioni di emergenza, i soccorritori hanno tra le 24 e le 36 ore per trovare persone ancora in vita sotto le macerie. Una donna di Capodorlando, Rosa Cortese, 50 anni, è morta nello scontro frontale tra 2 auto sulla strada statale 113 all'altezza di Capodorlando. La donna viaggiava su una Panda guidata dal marito. Nell'altra auto, una 600, che si è ribaltata, c'erano 3 ragazzi, uno dei quali è in gravi condizioni, adesso ricoverato al Policlinico di Messina. Sul posto sono intervenuti le di soccorso, 3 ambulanze, il 118, vigili del fuoco e personale ANAS. A Palermo è stato smantellato il clan mafioso della Noce, affari, droga e pizzo. Il nuovo boss è un insospettabile commerciante. Una donna che voleva aprire una pizzeria nel quartiere diceva ad uno degli arrestati: siete gli unici a risolvere i problemi. Sentiamo Marco Gullà. Tra la vecchia e nuova guardia non scorreva buon sangue, c'erano dissapori legati all'ordinamento mafioso. Sono tutte cose inutili, diceva Renzo Lonigro, uscito dal carcere e oggi riarrestato nell'operazione che ha smantellato il clan della Noce a Palermo. A comandare però era un insospettabile commerciante di scarpe, Giuseppe Romagnolo, che avrebbe avuto un ruolo di spicco nell'organizzazione mafiosa. Era lui il capo di uno dei mandamenti storici della città, quello della Noce. È uno spaccato sconfortante quello tracciato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo e sfociato nel blitz con 12 arresti nel mandamento palermitano. La mafia della Noce faceva soldi con droga, ma soprattutto pizzo. Gli operatori economici pagano in silenzio, alcuni si rivolgono ai boss per essere autorizzati all'apertura o per regolare la concorrenza. Sono i commercianti stessi che cercano la mafia per mettersi a posto. Dalle indagini è emersa la convivenza di una parte della popolazione che si rivolgeva ai boss per piccoli e grandi favori. Emblematico il caso di una donna che voleva aprire una pizzeria. Siete le uniche persone che riescono a risolvere tutti i problemi. Mi dispiace, ma è così, diceva l'aspirante ristoratrice. Ma tra i vecchi e i nuovi boss non c'era feeling. Non dare confidenza a quello, dicevano, non è buono. E poi ancora droga, come sempre una cassa importante per Cosa Nostra.
Squadra esclusa dal campionato allievi under 17 per la stagione 2025-2026, 8 calciatori esclusi da qualsiasi rango o categoria fino al 5 aprile del 2030, altri 2 squalificati per lo stesso periodo e un altro per 3 anni fino al 4 aprile 2028 e la stangata del giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti sulla società RSC Riposto per l'aggressione all'arbitro 19enne, stiamo vedendo le immagini, durante la gara del 5 aprile scorso con il Pedara, valevole per i play-off del campionato allievi. State vedendo appunto i momenti del pestaggio, della dura aggressione. E parliamo di un'altra aggressione. I pediatri aggrediti al Policlinico di Catania 3 mesi fa. È stato arrestato un 19enne. Il giovane è stato identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Roberta Lunghi. C'è un arresto per l'aggressione a calci e pugni avvenuta il 3 gennaio nel reparto di pediatria del Policlinico di Catania nei confronti dei 2 pediatri Pierluigi Smilari e il collega Piero Pavone. A conclusione delle indagini, i carabinieri hanno arrestato Sebastiano Compagnini, 19 anni, accusato di lesioni personali aggravate contro operatori sanitari e di interruzione di pubblico servizio. Il motivo scatenante dell'aggressione al primo medico sarebbe stato un rifiuto ricevuto alla richiesta di informazioni sullo stato di salute di una bambina ricoverata. Il collega era rimasto coinvolto perché intervenuto in sua difesa. Alla identificazione del giovane si è arrivati grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle dichiarazioni delle vittime e di testimoni. Compagnini è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Sequestrata a Palermo 2 sale da poker non autorizzate nei quartieri Calza e Malaspina, all'interno delle quali erano in corso tornei illegali di Texas Hold'em pubblicizzati sui social. Sono stati denunciati 7 organizzatori dei tornei e 63 giocatori. Simona Mazzone. Beccati con le mani sulle carte da gioco, i finanzieri del comando provinciale di Palermo e i funzionari dell'agenzia Dogane e Monopoli hanno sequestrato 2 sale da poker non autorizzate nei quartieri Calza in Piazzetta Bianchi e Malaspina Palagonia in via Principe di Paternò, dove si stavano svolgendo tornei illegali di Texas Hold'em, variante del più noto poker. L'operazione è scattata dopo accurate indagini sui social che pubblicizzavano anche senza troppi misteri le serate. I profili Facebook individuati pubblicizzavano infatti in circuiti paralleli gare da tavolo attraverso associazioni sportive dilettantistiche. Le partite si svolgevano di sera con la partecipazione di numerosi giocatori e benché le associazioni nei propri statuti dichiarassero che i tornei avessero puro carattere ricreativo, nel corso dei controlli sono state identificate 70 persone e trovati soldi contanti appena scambiati dai giocatori per ottenere le fiche e partecipare alle giocate. Nei computer trovati nelle sale da gioco è stato accertato che le partite andavano avanti dallo scorso gennaio grazie a un circuito clandestino online dove sono stati trovati i nomi dei frequentatori delle sale, denunciati 7 organizzatori dei tornei e i 63 giocatori accusati di partecipazione a giochi d'azzardo, sequestrati gli immobili dove hanno sede le associazioni adibite a bische clandestine e oltre 3.500 euro. A poco più di una settimana dall'assassinio, Nota ha ricordato Sara Campanella, la giovane uccisa dal collega di università originario proprio di Noto. Migliaia di ragazzi in strada per dire no alla violenza. Intanto lo slargo di Viale Gazzi a Messina sarà dedicato proprio a Sara. Francesco Aloi. Dove c'è l'amore non deve assolutamente esserci la violenza, perché non è giusta in nessun modo, non può essere più che altro giustificata. Oggi Noto ricorda Sara, una vostra coetanea. Sì, purtroppo siamo tutti scossi, tutta Noto è scossa da quello che è successo. I palloncini bianchi, i cartelloni, ma soprattutto loro, i ragazzi. Anche Noto ricorda Sara Campanella. Nella città di origine di Stefano Argentino, assassino reo confesso, in migliaia sono scesi in piazza per dire no alla violenza. Purtroppo questa ragazza è venuta a mancare per un mostro, quindi noi oggi siamo tutti qua riuniti per ricordarla. Quando passa il corteo tra le strade del centro non si muove una foglia. Il silenzio parla più di ogni altra parola per una tragedia che non può avere spiegazioni. L'importante, nonostante l'amore, sia di andare avanti anche dopo un no.
e non di costringere l'altra persona ad amarti. Nel Palazzo di Città le bandiere sono a mezz'asta. Noto è Sara Campanella, ognuno di noi è Sara Campanella e Noto è qui in piazza con tutti i sindaci della provincia di Siracusa, con Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Romeo, per dire no alla violenza. Come ha detto il vescovo di Noto, è una giornata per ricordare Sara nella vita. I social dicono e raccontano della vita di questa ragazza, una ragazza semplice ma intensamente straordinaria. Credo che sia importante celebrare Sara e ricordarla così. E in Viale Gazzi a Messina, dove tutto è accaduto, oggi ci sono fiori, peluche, lettere e palloncini. Questo slargo, come conferma il sindaco Basile, sarà dedicato proprio a Sara. A Catania sale il prezzo del biglietto AMTS ed è in vigore l'abbonamento integrato bus metro. Non mancano le polemiche ma anche le notizie poco vere. Il sindaco Trantino dice che gli aumenti sono finalizzati a compensare i costi. Tonino De Mana. Tempo di rincari per il trasporto pubblico a Catania e tempo anche di polemiche e fake news, legate soprattutto a presunte voci di variazioni orarie sugli stalli blu gestiti da Sostare. Orari che al momento non subiranno variazioni, come ha confermato il sindaco Trantino. Lo stesso Trantino non esclude però cambiamenti futuri. Per adesso no, aggiungo per adesso perché la stiamo prendendo in considerazione, ma non è solo una questione di aumento fine a se stesso, si tratta di un aumento finalizzato a compensare dei costi in più che noi vogliamo chiedere a MTS per aumentare il chilometraggio del trasporto pubblico locale e nello stesso tempo noi stiamo cercando anche di creare degli strumenti dissuasivi non alla sosta ma alla circolazione delle auto. Intanto il costo del biglietto degli autobus è passato da €1 a €1,40 per la corsa semplice da 90 minuti, allineandosi ai prezzi di Palermo e Messina. Novità anche per l'abbonamento integrato Metro Bus City, che costerà €120 l'anno e darà l'opportunità di spostarsi sulle linee AMTS ed FCE con possibilità di utilizzare anche le navette. Restiamo a Catania, vi mostriamo due piazze vandalizzate e piene di rifiuti. Si tratta di Piazza Europa e di Piazza Sciascia. Sentiamo e vediamo. Inciviltà, incuria, indifferenza e perché no imbarazzo. A Catania, piazza non fa rima con luogo di svago e di ritrovo, ma di abbandono e di approssimazione. Mentre si annuncia in pompa magna la realizzazione di nuove aree attrezzate a verde, quelle presenti, anche di recente inaugurazione, sono nell'oblio. Piazza Europa è l'esempio lampante. Guardate le condizioni delle panchine smart con ricarica wireless per lo smartphone. Nessuno le utilizza e a giudicare dalle immagini chi può siede altrove. In pratica tutti evitano la tecnologica e sporca panchina. A pochi metri cumuli di coriandoli, eppure il carnevale è passato da quasi 2 mesi. Il problema è la sera, quando si radunano i ragazzi un po'... Abbiamo visto troppe bottiglie di vetro rotte. Sì, anche io le vedo. Infatti devo stare sempre attento col cane che passeggia di qua. Ora c'è una porcheria, una schifezza. Non va meglio in Piazza Sciascia, dove rifiuti e vetri sono ovunque, con alcuni contenitori dimenticati persino da chi dovrebbe occuparsi di svuotarli. Quello che vedete è in queste condizioni da oltre 10 giorni. Immancabile l'azione dei vandali, con plafoniere ed arredi distrutti. Da coprirsi il volto e gli occhi, la prosecuzione di Piazza Sciascia con il parquet distrutto, mattonelle staccate e vetri in frantumi. L'affaccio a mare è un pugno dritto nello stomaco per chi crede ancora nella bellezza. E siamo al solarium, o meglio, al solarium che non si farà. In questo spiazzo, la scorsa estate, migliaia di catanesi e turisti godevano della brezza marina. Quest'anno non sarà così e l'area è già trasformata in una discarica a cielo aperto. Una transenna del comune di Catania viene utilizzata come scaletta. Giunti sul basolato occorre fare attenzione ai vetri rotti e ai chiodi arrugginiti. Prima di sporgersi per guardare il mare vi consigliamo di tenere gli occhi bassi, ma neanche troppo, visto che tra gli scogli si scorge persino uno scarico fognario. E adesso andiamo a Palermo, dove questa mattina davanti alla sede dell'AMAP si è svolto il sit-in di 3 rioni assetati, poca acqua, pure torbida, dicono. Marco Gullà. Acqua!
Da mesi senza acqua sono i residenti dei quartieri di Tommaso Natale, Cardillo e Marinella di Palermo. Manifestano davanti la sede dell'AMAP, protestano per l'assenza prolungata dell'acqua, anche nei giorni in cui dovrebbe essere regolarmente erogata. Da settimane, in molte case e negozi, i rubinetti restano asciutti. Pressione dell'acqua bassa e turni che saltano, e i risultati non possono che essere questi. L'acqua che non abbiamo da mesi. Non è vero che manca solo il mercoledì, come avevano scritto loro per il razionamento, ma manca tutti i giorni. Sferacavallo c'è l'acqua tutti i giorni, da noi acqua non ne arriva. Io ho amici di Sferacavallo, noi abbiamo l'acqua, da noi acqua non ne arriva, è impossibile fare questa cosa. Non possiamo andare avanti senza acqua. C'è chi denuncia l'abbandono delle periferie. Può fare la doccia perché acqua non ce n'è a Tommaso Natale, però le tasse li paghiamo come li paga la Palermo Bene. E come mai acqua non ce n'è a Tommaso Natale? Secondo l'amministratore unico dell'AMAP, Giovanni Ciortino, la crisi dipenderebbe dal basso livello degli invasi. Come faccio? Accendo il motorino, io abito addirittura a Pianterreno. Però già a Pianterreno arriva proprio un filo, neanche un filo di capello, no, è assurdo. Acqua! E il tempo delle chiacchiere è finito, ora ci vuole l'acqua! Questa situazione è da più di 2 mesi che c'è questa situazione a Tommaso Natale, per cui diciamo che le famiglie che non hanno la possibilità di avere i recipienti, di avere i motorini per tirare e aumentare la pressione in modo da arrivare a casa, hanno delle grosse difficoltà. A volte andiamo dal parrucchiere a farci lo shampoo, perché ovviamente lo shampoo si deve fare. Adesso una pausa e poi parleremo delle frecce tricolori che saranno proprio a Catania, tra poco. Domenica 4 maggio con il Catania Air Show il cielo della città si colorerà con le scie delle frecce tricolori. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo degli Elefanti. C'era per noi Simona Mazzone. Il cielo di Catania pronto a colorarsi con l'esibizione delle frecce tricolori grazie all'evento di Aeroclub e Aeronautica Militare. Appuntamento domenica 4 maggio con il Catania Air Show, nasi all'insù in piazza Franco Battiato, più conosciuta dai catanesi come piazza Nettuno. L'evento è stato presentato a Palazzo degli Elefanti. Unire i tanti catanesi sotto quella bandiera tricolore che assieme a quella rosso-azzurra rende ciascuno di noi orgoglioso e fiero della propria identità, della propria provenienza. Diventa uno spettacolo di straordinario impatto, di straordinaria efficacia, e devo pubblicamente ringraziare l'ingegnere Simone Massaro che l'ha fortemente voluto e finanziato. Il Catania Air Show avvia il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche del 2025 e proprio sul capoluogo etneo sono previste per la prima volta esibizioni aeree senza precedenti a circa 200 metri dalla scogliera. Io credo che sia importante per il cittadino vedere qual è l'eccellenza che le proprie forze armate, in particolare in questo caso l'aeronautica, riescono ad esprimere. È un momento importante anche per noi per poter comunicare, far vedere la professionalità, le competenze che anche in queste manifestazioni, come ben potete immaginare, devono essere messe in campo. Adesso una brevissima pausa e poi parleremo di calcio. Ci vediamo tra poco. Ed eccoci tornati in studio, parliamo di calcio. In vista della trasferta di sabato a Cava dei Tirreni, il nodo più complicato per l'allenatore del Catania, Mimmo Toscano, è quello di dover trovare sostituto dello squalificato Di Tacchio. In pole c'è Quaini. Sentiamo Francesco Triolo. L'obiettivo è centrare la miglior posizione possibile in chiave play-off e nel frattempo recuperare più uomini possibili. 2 partite a disposizione per il Catania che già da sabato contro la Cavesi, in una trasferta niente affatto semplice, dovrà cercare bottino pieno per difendere il 5° posto in classifica e magari avvicinarsi al Crotone. Una partita non banale quindi, che potrete vedere in diretta su Telecolor in una delle tante esclusive che la nostra emittente ha offerto in questa stagione.
Per la gara del Simonetta Lamberti però Toscano non potrà contare su Francesco Di Tacchio, un'assenza messa in conto dopo l'ammonizione contro l'Avellino che ha fatto scattare la squalifica. In mediana Toscano dovrà quindi cambiare qualcosa. I candidati a rilevare Di Tacchio sono Quaini, che è in diffida, e Frisenna, ma anche Sturaro. Quaini è l'uomo che ha fatto bene nelle ultime partite, quindi sembra essere lui in vantaggio nelle gerarchie per affiancare De Rose. Anche se resteranno indisponibili Beters, Guglielmotti e Luperini, Toscano però pian piano sta recuperando un po' tutti gli uomini, soprattutto in attacco, dove sono ormai tornati in gruppo sia Inglese che Dal Monte, dove De Paoli e Montalto si giocano una maglia da titolare, dove Stoppa, Jimenez e Lunetta hanno dimostrato di poter essere importanti. Queste saranno le settimane in cui dovranno comunque crescere tutti, fisicamente e mentalmente, per affrontare i playoff con il piglio di chi, a prescindere dalla posizione in classifica e dagli alti e bassi del campionato, sa bene di avere tutte le carte in regola per giocarsi i playoff sino all'ultimo. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.